Siamo con Raffaele Serafini, parliamo del censimento del popolo veneto che sta partendo in queste settimane. Manca oramai poco, ma parliamo di quelli che sono le finalità. Come nasce l'idea di fare un censimento? Come nasce l'idea di un censimento? Eh, Nasce dall'idea di dare un'identità a un popolo. Un popolo la ha la sua identità, non occorrerebbe neanche fare un censimento, però abbiamo da formalizzare questa identità qua. E abbiamo ladini, abbiamo sudtirolesi, abbiamo catalani, abbiamo armeni, abbiamo scozzesi, abbiamo ebrei, in tutto il mondo la gente per avere un riconoscimento formale, per entrare nella società delle nazioni, dopo questo termine qua, lo mutuemo, e per entrare in questo gruppo dei popoli in modo formale, per formalizzarlo, io ho fatto tutto un censimento. Ecco, altri non sapevamo quanti veneti che siamo. E nessuno ha mai visto un censimento. E non siamo 5 milioni, come dice, in regione Veneto. Che ne altri 5 sono in Brasile e che ne altri 5-8 nel resto del mondo, fra Australia e Canada. E quindi potranno partecipare persone che non vivono nella regione Veneto, non vivono nello Stato italiano e neanche in Europa ovviamente, quindi i presupposti insomma, per partecipare quali saranno? Quelli di parlare la lingua veneta? Allora, intanto il concetto del popolo è transnazionale. Quindi non è che uno è membro di un popolo perché ha cittadinanza di uno Stato. Cioè uno non è ebreo perché ha cittadinanza israeliana o ha cittadinanza statunitense, ma è ebreo perché si identifica in una serie di valori. Questo vale per i catalani, per gli armeni, vale anche per i veneti. Quindi il Veneto non è chi ha cittadinanza veneta della regione Veneto o dell'Italia, ma se Veneto anche un immigrato che è in Francia, se Veneto un immigrato in Norvegia, se Veneto un discendente di Veneti in Brasile e più di tutto se Veneto chi si identifica in una serie di valori e che considera se stesso Veneto. Quindi c'è un essere, c'è una coscienza di essere. Questo è il Veneto. Quindi questo non è, va al di là delle barriere razziali, va al di là delle barriere geografiche e politiche. È un qualcosa di un sentirsi, è un qualcosa che ha a che fare con l'essere, con l'identità. In sostanza, il censimento è un atto di fede. Quindi anche persone che hanno origini diverse potrebbero partecipare? Beh, in teoria tutti, ma non è così. Una persona per sentirsi veneto che identificarsi in qualcosa, insomma, come io in giro, se mi vo in Canada o vo in Brasile, nelle vecchie comunità dei nostri immigrati che si stanno costretti a scappare dall'Italia, in quella che si chiama diaspora veneta, no? Una diaspora in Australia, una diaspora anche nel Lazio, che è una diaspora di gente che si sta deportata dal fascismo. Ecco, tutta questa gente, come sento in mezzo a questa gente, sento che ho dei valori comuni, che può essere il parlare, ma può essere anche il modo di agire, il modo di comportarsi, il modo di fare. Attenti bene che l'identità non è solamente la lingua, ci sono persone che non parla veneto ma e si comporta più da veneti di altre persone. Quindi anche una persona che arriva da lontano e che viene a vivere anche da altri, dopo 20 anni che è qua, qualcuno magari si sentirà veneto e comincerà a condividere dei valori, anche una storia. Ecco, quella persona può entrare a pieno titolo a essere veneto. Sicuramente non una persona che si arriva ieri col canotto e che dice sono veneto, pian. Insomma, che sia un percorso culturale, identitario che una persona fa e decide dopo anche.